Salve a tutti, benvenuti a questa nuova live di test teardown di Reni Retro. Faremo test e teardown, ho preso una zanzara al volo, ragazzi fa un caldo qui a Roma, non so da voi, aspettate che abbasso il volume del cellulare, non so da voi, ma qui fa caldo. Oggi è 24 giugno 2022, sono le ore 11:50 e siamo pronti per fare il teardown di altri PC. Allora, eravamo rimasti nella precedente puntata con questo HP Vectra che praticamente non ne voleva sapere di partire. Ci ho messo della RAM, ho messo due RAM da 256 PC100, ok? Ancora un problema lo dà, che è quello che io da quando l'accendo a quando compare il video ci mette tanto. Guardate quante ce n'ho, queste sono tutte quante RAM da 256 PC100. Guardate, sono a doppio strato, cioè sono sia sopra che sotto, saranno non lo so quante sono tante. Guardate qua, sono tutte 256 PC100 SDR. Ok, vi voglio far vedere anche un'altra cosa che può essere utile. Vedete, è partito l'HP, lo vedete nel monitor. Adesso facciamo un ESC, sta facendo il test della RAM. Intanto che fa il test della RAM, perché qui sta, ecco, a 118, deve arrivare a 512. Guardate, queste sono delle compact flash da 4 giga che possono andare benissimo per l'Amiga con un adattatore da IDE a compact flash 4 giga. Qui dentro voglio mettere Workbench eccetera. Infatti la mia idea pure di queste, diciamo, saranno una cinquantina, tutte uguali. SanDisk, vedete SanDisk da 4 giga, come se piovessero. Queste ce n'ho una cinquantina, forse sì, non lo so. Queste già sono 1, 2, 3, 4, ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo queste qua sì, saranno, se non so 50 saranno 40, comunque sono tante. Allora, qui è arrivato intanto a 500, intanto giriamo un po', ok, eccoci qui, scanning boot floppy, boot failure, e io ci ho messo il CD, però mi sa che avendo staccato la corrente, non essendoci la batteria tampone, mettiamo via queste qua, non so dove metterle. Allora, aspettiamo un attimino che riparta, perché voglio fare l'avvio da CD per fare il test insieme. Avevamo detto ieri facevamo il test insieme. Nel frattempo vi riassumo, questo è un Pentium 2 350. Pentium 2 350 è stata aggiunta la scheda audio perché non c'è incorporata alla scheda madre, c'è la scheda video di tipo AGP. Il bello che c'ha 1, 2, 3, 4, 5 slot PCI, c'ha il drive, ci abbiamo messo un masterizzatore DVD Super Multi, ok. Non riesco a capire perché non mi entra nel BIOS. Questo purtroppo è stato inventato, non so neanche se la loggerà bene quella RAM, perciò voglio far partire MiniPie di G-Wiz, perché secondo me non la loggerà mai. Allora, qui dice CD-ROM, ok, quindi perché non è partito da qui? Fatemi vedere. Il CD dentro c'è, quindi deve partire da CD. Allora, vabbè, qua io non mi pare che il CD è qua, no, allora è qua.
non mi vede più il CD, si vede che l'ho staccato facendo qualche manovra strana. Allora, andiamo a vedere, stacchiamo. Allora, la corrente gli arrivava perché se facciamo una cosa più veloce. Stacchiamo e attacchiamo qua. Ok. Vedete, con i vecchi PC c'era da perderci parecchio tempo, soprattutto poi quando uno non c'ha. Questo dicevo, le RAM, adesso ci ho messo queste da 256 PC100, tra l'altro sono introvabili perché da 256 erano 133, però ci ho messo due da 256 PC100 e a parte questo problema in avvio sembra funzionare, però adesso c'è questo problema che non mi vede il masterizzatore. Prima funzionava, l'avevo fatto partire, solo che su questi PC vecchi c'è da aspettarselo, poi manca la batteria tampone, tutto sto tempo a fare l'avvio è troppo esagerato, non va bene. Questo è il post, soltanto il caricamento del BIOS. Allora andiamo a vedere se adesso vede il CD-ROM. Allora, CD-ROM, ok, lo vedi, quindi possiamo fare exit setup e vediamo subito adesso se riusciamo a caricare questo famigerato DigiWiz e fare il test di questa macchina, che poi mi hanno detto sono abbastanza ricercate per andare a fare i vecchi giochi MS-DOS. Diciamo che i giochi MS-DOS erano fatti per 386, 486, i primi Pentium, quindi un Pentium 2 350 con una buona scheda video, e i giochi dovrebbero girare tranquillamente. Qui c'è anche la porta joystick, diciamo. Ci sono due seriali, a parte che questi qua erano muletti, lo vedremo oggi. Oggi dobbiamo fare, se finiamo di fare questo in poco tempo, ho 3 PC da testare, sono tutti e tre uguali identici. Poi vedremo di che cosa si tratta, e vedremo, poi vi racconterò magari, se me la ricordo, la storia di ognuno di quelli che sto facendo, ok? Allora andiamo a vedere qui a che punto sta col test della RAM, è quasi arrivato a metà, 200, che non sono riuscito a capire. Io prima facevo spazio e andava più veloce, ma perché se ripremo ESC lui mi ritorna alla schermata Vectra e ripremo ESC e ritorna alla schermata del testing, quindi con ESC non. Buongiorno Alfio, buongiorno. Stiamo facendo il testing di quel PC che ieri ha dato problemi con la RAM perché non ce l'avevo a disposizione. Ho preso una delle centinaia di RAM, cioè due centinaia di RAM da 256 PC100 che c'avevo e ce l'ho messe, e infatti adesso arriva con il test della RAM, arriva a 400, 450, siamo vicini, 4,50, 4,90, 500, ok, 524 mega di RAM, ok, wait, American Megatrends il BIOS, ok, booting CD-ROM, ok, ok, mini PA is now taking control, stand by for launch.
Prova, prova. Prova, prova. Ok, adesso riavviamo anche la videocamera. Ok, niente, ho le USB qui che mi danno dei problemi e quindi ogni tanto voi scrivetemelo, perché così io lo so che manca l'audio e lo leggo. Ok, allora leviamo qua, anche perché io non lo tocco mai il PC con cui faccio la diretta, non so da quanto tempo mancava l'audio. Allora praticamente vi stavo dicendo, ecco, si è riavviato, quindi c'è qualche problema. Niente, vabbè, lasciamolo stare sto PC, perché se si riavvia così non va bene. Allora andiamo avanti in qualche altro modo, perché così non va bene, perdiamo un sacco di tempo su un PC che non vale quasi neanche la pena. Allora questo lo lascerò così, ci torneremo sopra perché non lo voglio buttare, in quanto è un ottimo PC per utilizzo MS-DOS e company. Allora intanto chiudiamo questo, ok, lo andiamo a chiudere correttamente, quindi dobbiamo controllare che dappertutto corrispondano. Allora questa non va bene, ecco, ci rimettiamo una sola vite qua dietro, basta e avanza. Ok, allora, e questo lo mandiamo al cinema. Ok, allora questo sarà molto facile da vedere. Allora, questo è un PC HP Vectra VL400, questi io li conosco a memoria. Questo manco si apre più, per quanto è incasinato. Questo si apre sempre, ecco, vedete come si apre? Così. Allora, questi erano quasi tutti Pentium 3 Vectra VL400. Questo c'ha una ventola buttata dentro così attaccata, però manca l'alimentatore. La scheda madre non sta messa male, c'è anche l'hard disk dentro, devo dire la verità. Il floppy è staccato, c'è qui un bellissimo masterizzatore, cioè lettore CD slot in della Pioneer, però senza alimentatore. Andiamo a vedere qui se troviamo, però è staccato questo coso della Pioneer. Allora io però sono come San Tommaso e vado a cercare, innanzitutto voglio attaccare questo alla scheda madre. Ok, e poi ci andiamo a prendere un trasformatore, anche se questo aveva il suo proprietario. Comunque vediamo un po' se riusciamo. Questo forse ma eccolo qui. Ma sì, attacco tutto, poi vediamo un po' se scoppia, se non scoppia, non scoppia. Questo neanche mi sa che c'entra come grandezza, perché è troppo grande. Allora, sto dando alimentazione all'hard disk e alla scheda madre, basta. Allora, scheda video incorporata a un board, quindi scheda audio idem, e pure la scheda di rete, tutto incorporato a un board. Allora, attacchiamo questo, tastiera e mouse, chissà se funziona ancora questo. Allora, questo PC in particolare stava dentro un distributore di videocassette, ok? Allora, secondo voi parte sto coso? Oh, accende se si è acceso, non mi pare faccia nulla. Il LED si accende, però
no, perché questi ci avevano 1, 2 bip, stiamo sempre là. Questo 2 bip normalmente dovrebbe essere più, però la CPU sta benissimo qua. Staccata la corrente. Proviamo invece. Allora, questo c'ha le stesse RAM, mi sa da 2,56 che stanno là. Mazza, oh, le PC100 2,56, queste qua. Allora, questo comandava il robot che dava le videocassette o i DVD a seconda di quello che volevate noi. Stava in un video noleggio praticamente, ok? Il noleggio adesso ha chiuso ovviamente. Niente, c'è qualcosa che non gli piace, ma potrebbe pure essere l'alimentatore, però purtroppo l'alimentatore deve avere un cavetto aggiuntivo. Allora, facciamo una cosa, noi qua andiamo a togliere questo e andiamo a togliere questo. Allora, visto che come vi ho detto sono 3, io adesso vado a togliere un alimentatore, ne proviamo un altro e vado a togliere l'alimentatore da quell'altro, glielo poggio direttamente sopra, tanto non c'è problema. Guardate, ai 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 ai, questo è un altro identico, ok? Questo è un altro identico, sempre VL400. Sì, allarme rosso perché c'avevano i bip, questi si capiva tutto quello che c'avevano. Allora, questo c'ha hard disk, RAM, questo dovrebbe funzionare, c'è pure una scheda USB 2. Andiamo a vedere. Allora, attacchiamo tastiera, mouse e monitor. Ok. Il lettore CD si apre pure, l'hard disk è partito. Hewlett Packard, che guardate che roba, questi erano immortali, c'ha una scheda USB 2, erano immortali questi PC, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere quanta RAM c'ha, già arrivato a 300 mega, grande, 400, ma qui potevo fare ESC, spazio, sì. 512 mega di RAM, va bene. Pioneer, Maxtor, ha visto tutto, sistema inizializzato, perfetto. Vabbè, date time, error, non ce ne frega niente. Pentium 3 800, non era male questo, Vediamo che il sistema operativo parte. Windows i6P. Allora, aspettate, faccio subito una foto qua, se ce la faccio. No, non ce l'ho fatta. Vabbè, dopo farò una bella foto. Windows i6P, perché i6P è un'altra versione, diciamo moddata di Windows XP, addirittura Windows Vista Ultimate. Vabbè, questo io lo lascerei proprio così. Guardate che pure è pure abbastanza veloce a fare il boot, a fare l'avvio. Windows Vista Ultimate c'era scritto, e invece questo è Windows i6P, perché questo è un modding, ti faceva diventare Windows XP come se fosse con le schermate di avvio di Windows Vista. Ok, SVC host, copia in corso. Vabbè, questo perché faceva la copia dei dati in rete, tutte cose automatiche. Chiudiamo qua proprio sta finestra che è inutile. Comunque silenziosissimi, sti VL400 sono uno spettacolo. Guardate, sti VL400 sono uno spettacolo. Pentium 3 800, Windows i6P. Oh, c'è parecchia roba qui installata, voi ovviamente non vedete bene. Qui c'è il pallino di Windows i6P,
bello, bello. Quanti ricordi con Windows i6P? Io ce n'ho tante di versioni di Windows i6P. Devo fare, purtroppo i tempi sono molto stretti, devo fare tutte le immagini ISO di questi CD che ho e ve le devo mettere perché i6P su un vecchio PC vale la pena metterlo, è uno spettacolo Windows Ice. Allora, quello che voglio fare invece su questo PC, c'è anche The Flagler, c'è un sacco di roba. Allora, facciamo una cosa, spegniamolo, perché visto che ho le RAM da 512, allora aspetta, vediamo un po', chissà che ha trovato. Vabbè, restiamo al sistema, poi dopo lo vediamo. Chiudiamo tutto. Windows Vista Ultimate, mamma mia. Allora, questo io proprio non lo tocco perché mi piace così. L'unica cosa che voglio fare è che voglio andare, vedete già si è spento, voglio andare a vedere se ci riesco a mettere 1 giga di RAM qua. Allora, togliamo queste due RAM da 512 e ci andiamo a mettere quelle due che ieri non funzionavano su quell'altro PC perché era troppo vecchio. Questo è 256, questo è 512, C133, non lo capisco questo da quant'è. C'era un'altra double size 512, quindi ci mettiamo queste qua, 2 da 512. Allora andiamo a mettere una, perché questo veramente resta così, i6P installato su un Pentium 3800, resta davvero così. Allora, aspettate prima di qualunque cosa perché devo fare delle foto che poi serviranno per la copertina del video, quindi mi preparo, HDR, AI, tutto, vai. Mi ci devo mettere davanti, scusate se sto davanti alla telecamera, ma sì, se non attacco la corrente non funzionerà mai niente. Vai, parti Alfio. E fu così che non partì più. No, infatti non parte. Una delle due RAM non gli è piaciuta. Ora comincia a fare pipì. Allora, vediamo se è questa che non gli piace e gliene mettiamo questa, 768. 768. Mannaggia la miseria, mi sa deve essere spostato. No, che è successo mo che è tutto rosa? Voi non lo vedete ma è tutto rosa. No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, non passa più, non passano più i colori così. No, no. Rimettiamo come stava prima. Tutto rosa. Ecco, ora ridà lo stesso problema. Guardate con le RAM sti vecchi PC fanno a cazzotti, ma come glielo rimesse quelle due che ci stavano prima? No, questa non era. Allora, mettiamoci queste qua. Single seated.
sembra che funziona. Non si vede più niente. Caspiterina. No, non si vede proprio più niente. Caspiterina. Mo voglio sapere se è il cavetto del monitor che si è rotto. Allora, sfruttiamo le potenzialità di queste macchine. Allora, bastava togliere questo e io qui posso togliere questo senza mettere una vite e ci vado a mettere una scheda video AGP e vai, ci andiamo a mettere una scheda video AGP. Ok, la attacchiamo qui, attacchiamo questo, non gli è piaciuta la scheda video AGP, non gli piace, sono macchine vecchie queste. Per quello che vi dico che ci vuole un sacco di tempo per sistemare queste macchine. Non gli piace sta scheda video aggiuntiva. Non vorrei che se fosse risaltato qualche cavetto qua. Allora, andiamola a togliere. Non è compatibile questo. Niente, non si vede più. Ma il bello sarà il monitor, sarà il PC. No, secondo me la scheda video proprio qui che è andata al cinema. Vediamo un po' se c'è un'altra al volo da provarci sopra. Eccola, questa funzionava, AGP pure questa. Proviamo un po'. Allora andiamo ad attaccarla qui. E sono le RAM, valla a capire. Oh sì, e lì è un falso contatto, anzi fammi sbrigare. Ok, ora si vede benissimo. Ci ho messo una super scheda video. Ok, F1 continua. Ok, vai, 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 vai. No, si è incartato Windows XP Ice Edition PCI.sys. Ma come, fino a mo' è partito? Vediamo un po' se può F8. Mannaggia, quando si incasinava così. Ah, ma 127 MB di RAM, mi vede? No, no, non è colpa di Ice XP qua. Qui è colpa della RAM. Mannaggia la miseria. Sti cosi sono un disastro queste RAM. Oh. Mettiamocene solo una da 512. Se non erano marcate HP ste RAM. Allora, questo poi doveva partire immediatamente, già il fatto che ancora non si è acceso, ma poi rimane la lucetta questa qui accesa che non va bene. Allora, guardate se mi fanno diventare matti a me sti PC vecchi come il cucco, e c'ho un sacco di RAM, un sacco di cose qua, proviamo a metterci questa, che caspita ne so.
questo dovrebbe essere da 2,56, non mi ricordo. Ah, si è spento, quindi il test l'ha passato, però non facendo niente. No, e c'ha problemi di RAM pure questo. C'è ancora l'audio, sì. Allora, ce n'ho 2000 qua di RAM, mo almeno con quelle di prima deve funzionare questo. Era partito. Certo, queste macchine le accendi dopo tanto tempo, saranno più di 20 anni che era ferma. E speri che funzionino bene, è un'utopia. Pure qualche saldatura fredda, qualche cosa. Per esempio sul video lì sicuramente è una saldatura fredda. Niente, questo proprio non... Niente. Ste RAM non gli piacciono proprio. E io ne prendo altri due da qua dentro, casuali. Vediamo un po'. Ci dovrei avere un altro scatolo uguale ma non l'ho trovato, perché io sono un casino, giù ci sta un macello, di RAM da 128, però questo mi pare brutto mettergli 2,56 di RAM quando questo potrebbe avere pure 2 giga. Oh, andiamo a vedere quante ne vede, dovrebbero essere 512, sì, e allora questo mo parte. Allora, F1 tu continui. Windows Ice XP. Un attimo, ecco, io prendo pure da vicino così. Chissà se ce l'ho fatta, sì. Tanto basta metterci lo schermo nero. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mo con 5.12 sta una favola. Date ora sbagliati. Abbiamo trovato 2 RAM compatibili, va. Con una scheda video aggiuntiva così. Sta una favola, ovviamente toccherà mettere i driver di questa scheda, ma non ce ne frega poco. Ok. Questo è sempre, questo toccherà levare questo backup, qui premere un tasto, backup effettuato, eccetera. Per avere la sicurezza dei dati in avvio faceva il backup, ok, qui ovviamente andiamo a vedere se lo posso mettere in modalità VGA, a una risoluzione un po' migliore, ma mi sa di no. Bene, questo è un ottimo PC, papabile, defraggler. Sta finendo di caricare il sistema operativo. Nero Burning Chrome c'è qua sopra. Outlook, mamma mia, vabbè, CCleaner che sta sempre in tutti i PC che ho fatto io, che mi sono passati per le mani. Controller video compatibile VGA, controller USB Universal Serial Bus. Questo c'ha pure le USB 2 aggiuntive, c'ha 4 USB 2 più una interna. OpenHost Controller, sta installando tutto il nuovo hardware. E qua c'è Avast, chissà quando è aggiornato sto Avast. Avast antivirus, Avast è un ottimo antivirus. Controller host avanzato da PCI a USB, adattatore da PCI a PCI, e sta avvenendo tutto l'hardware praticamente. Mamma mia, bello, perché qui hanno cambiato pure l'icona questa qui. Trovato un nuovo hardware da processore Intel 8215. Allora, impostazioni, era qui 1024, 1600x1200, però poi 32 bit. Sta ancora installando la scheda video. Controller video compatibile VGA.
Se io gli dico così che me fa? Mi scoppia. Gli dico ok, che fa? Campo fuori range. 75 Hz, certo questo è andato a mettere qualche cosa che non si capisce. Ok. Eh sì, perché a parte che i driver non ce l'ha, quindi sono andato a mettere una risoluzione che non era supportata dalla scheda video e è andato tutto in errore. Allora, sta andando però carica, non si è ancora bloccato perché Matrox Graphics Millennium G200 AGP ha trovato i driver che c'erano dentro. Bene, 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 bene. Matrox Millennium G200 AGP, è quella io ci ho messo, la G200 AGP, grande, ho trovato pure i driver senza, non sta in rete, qui c'è il simbolo dei due PC con la rete, c'è una bella X rossa sopra perché non sta in rete questo PC, assolutamente non sta in rete. Oh, mo dovrebbe aver montato la scheda video, vediamo subito, sì, perfetto. Qui c'è pure il blocco note, questa era la barra laterale che c'aveva Windows Vista, l'avevano messa su Windows XP, ok, in modo da rendere Windows XP il più simile possibile a Windows Vista. Ok, io direi di aspettare perché sta installando i driver della Matrox G200 AGP. Trovato un nuovo hardware, hub principale USB. Io aspetto perché mi incuriosisce parecchio questa cosa. Scusate, ma qui fa un caldo, io sono tutto sudato, mamma mia. Installazione nuovo hardware. Posso dire sì, tanto la rete non c'è. Monitor plug and play rimarrà vedete la barra qui è quella di Windows Vista, pure quando copiate i file la barra di attesa il nuovo hardware è installato ed è pronto per l'uso. Allora andiamo a vedere le proprietà, vediamo se riusciamo a mettere la scheda video in una risoluzione un po' meglio, 1600x1200, invece se gli dico 32 bit mi va 1024, applica, va bene 1024 per 768 che era la risoluzione standard a cui siamo tutti abituati. Allora andiamo a vedere qui, guardate la roba che c'era installata qui sopra. Allora c'è Office, c'è CCleaner, i codec pack, K-Lite, KM Software, DirectX 10, Videolan VLC ovviamente per vedere i film, mamma mia, le CDL addirittura c'era, mia moglie insegnava le CDL, la 5.0 mi pare che ce l'ha il CD originale. HP c'è i driver di una stampante, la 6005, Office Jet 6005, guardate che è forte sta cosa. Allora Internet Explorer, Nero Smart, Ultra ISO, andiamo a vedere CCleaner come funziona, registro, trova problemi, andiamo a vedere se ci sono problemi nel registro di configurazione. A me farebbe piacere, io adesso se io ci vado a mettere questo qui dentro e lo faccio partire, dovrebbe automaticamente lanciarmi pure il burn-in test, che è quello che a me piace. Ciao Luke, salve, io mi sto rivedendo piano piano la live che hai fatto ieri, grandissimi, siete stati tutti grandissimi. Purtroppo ho potuto vedere ieri un 45 minuti e le altre me li sto vedendo piano piano. Ho visto Davide Gatti, Archeologia Informatica, tutto un gruppo coeso, bello, veramente bello, un bel gruppo. Io se ci riesco andrò al Commodore Day al Vigamus, quello sì, quindi magari mi vedrò sul grande schermo del Vigamus nella sala riunioni un Luke 74 a grandezza 2:1. Lui è abituato con le macchinine ad avere a vedere le cose rimpicciolite, noi lo vedremo grandezza perché lì c'hanno un bel proiettore, c'hanno un bello schermo, quindi sicuramente ti metteranno sul grande schermo grandezza 2:1. Allora, ripara problemi selezionati, ok,
CCleaner l'abbiamo passato, anche se va un po' a scatti, però per essere un Pentium 3800 non è niente male. Allora andiamo a vedere se io faccio esegui sul DVD, questo qua, mini PE, se io faccio autoplay, perché io qui avevo levato l'autoplay, quando mi davano i PC, gli autoplay dei CD mi davano fastidio, eccolo qua. Allora andiamo a vedere, allora System Tools, voglio vedere Burning Test, andiamo a vedere se parte Burning Test. Eccolo qui, Burning Test, Configuration, andiamo a vedere, CPU, DVD non ci interessa, RAM sì, 2D, 3D, Graphics, Disk no, Sound e Network non ce l'abbiamo, ok, andiamo a vedere se lancio il test, ok, bam, è successo qualcosa? No, ha inizializzato la scheda video, quando fa così vuol dire che inizializza la scheda video. Allora andiamo a vedere, allora riconifichiamo questo, ok, questo invece lo andiamo a spostare. Allora questa è la memoria normale, questo è il CPU hardware direct drop. Non è riuscito a creare, si vede che devo riavviare per l'installazione dei driver. Allora mentre facciamo quattro chiacchiere io direi di riavviare questa macchina. Allora questo adesso come faccio a fare lo shutdown? Exit, ok, chiudiamo qui, exit, e qui facciamo lo shutdown normale di Windows i6P. Tolgo il CD da dentro, non vorrei che poi mi parte da qua, invece lo voglio far partire da i6P. Andiamo qui, compare la schermata Windows Vista Ultimate, quasi quasi ragazzi faccio una foto pure a questo, perché sulla locandina di questo video voglio far vedere quello che abbiamo fatto, insomma, che abbiamo visto. Vedete, tutti i PC che sono passati per le mani mie sono tutti moddati, modificati. Ce ne fosse uno che è un sistema operativo normale, Windows XP, e c'è scritto Windows Vista da tutte le parti. Allora facciamo un riavvia al sistema, ok, e quindi qui con Windows Vista Ultimate si sta riavviando il sistema, ma io pure con Amiga mi ricordo modificavo tutto con le Magic Icon, con Magic VB, e ce ne stavano tanti, tra l'altro pure molta roba gratuita su Aminet mi ricordo, e ti potevi moddare il tuo Amiga, il tuo Workbench come ti pareva, con i cassetti fatti in un modo, i menu fatti in un altro, dovevano comparire sfumati, non sfumati, che giravano. Erano altri tempi, ragazzi. Quante ne ho fatte io durante la mia carriera informatica, diciamo così. Adesso io ho tutti i PC con Windows 7 normalissimo, non ci ho messo niente di modificato, niente niente, tutto standard, però ovviamente ottimizzato al massimo per poter fare più cose possibili. Perché mi dice CD-ROM error? Vabbè, F1 continua. Allora andiamo da hard drive, qui mi chiede da dove vuoi partire, da hard drive, ok, e dovrebbe ripartire i6P, eccoci qua, Windows i6P Elite, poi la Elite di i6P, coded by Graphic Rishnach. Bello, i6P era un bel sistema, sì, me lo ricordo bene. Io adesso questo PC quasi quasi lo lascio così, elaborazione automatica del Windows Vista Ultimate, vabbè, ora e data, mo glielo metto perché sennò questo... Mancano le batterie tampone, mi devono arrivare da Amazon, ma... Windows Vista Ultimate, Windows i6P, bello pure questo sfondo, gli sfondi di i6P erano uno più bello dell'altro, ragazzi, erano una cosa spettacolare. Configurazione wireless, perché questo c'aveva la scheda wireless, si vede sulla USB, mi sono ricordato, c'aveva la pennetta della US Robotics, la pennetta wifi 54 mega della US Robotics. Allora, quindi è già ripartito, quindi già mi fa ben sperare, quindi va benissimo così. Bello, questo me lo tengo così come sta, bellissimo proprio.
Allora, attendiamo un attimo che finisce di far partire tutti. Poi, se voi state su TikTok, vedete che c'è tanta gente che dà consigli, andate su DOS, scrivete questo, scrivete quello, su Windows 11 e Windows 10. Ragazzi, questo è Windows XP, però io vi dico che se voi scrivete msconfig anche su Windows 95 vi esce la stessa cosa. Quindi non sono cose nuove, segreti che vi vengono a dire, sono cose che già c'erano da Windows 95. msconfig, se io faccio così e faccio esegui, guarda, senza neanche CCleaner, io utilizzo CCleaner perché c'è un'interfaccia grafica migliore, msconfig, se io faccio msconfig mi si apre la stessa identica finestra che si apre su Windows 10 e Windows 11. Vedete, ma adesso sta ancora caricando Avast, sta caricando un sacco di altre cose. Eccolo qua, questa è la finestra di msconfig e c'è sistemini, winini, buttini, i servizi, avvio, e qui in avvio c'è tutta la roba che voi potreste togliere da avvio se vi danno fastidio, vi dà fastidio, insomma. Allora, ok, allora adesso dovrebbe aver caricato correttamente la scheda audio. Allora, vediamo un po' se VLC riesce ad avviare. Questo dovrebbe essere Ribelle, il film della Disney. Vediamo se VLC lo riesce ad aprire. Sì, si vede. DVX strecciato, però si vede. Questo è il castello, mo lo interrompo, se no va a finire che YouTube poi mi blocca il video perché dice: ah, hai fatto vedere i cartoni animati della Disney in diretta, su di giù. Ecco, non faccio vedere più niente, basta. Ok? Quindi questo funziona. Vediamo se riesce a inizializzare adesso la scheda video di GWiz. Oh, quanto è durata questa? Allora, adesso sono le 12:37, stiamo a 50 minuti di live. Vabbè. Grazie di essere passato, Luke. Allora, andiamo qui. Allora, poi andiamo qui. Mini PE, autoplay. Ecco, sta caricando tutto. Quando faccio autoplay lui mi fa avviare il menu e si copia, diciamo, tutto ciò che riguarda il menu, non diciamo tutto il CD, però si copia il menu dentro la RAM in modo che poi i programmi possono essere lanciati sempre leggendo da CD. Allora, System Tools, e andiamo sempre in Burning Test. Infatti lo va a leggere da CD. Eccoci qua, andiamo un'altra volta a Configuration. A questo punto lasciamo così, RAM, se l'hai ricordato, bene, perfetto. Andiamo a vedere se riesce a allocare. Ecco, adesso sì, vedete, questa è la RAM video che va a fare i test, no errors. Voglio vedere se gli abilito pure il 3D, però mi sa che il 3D non ce la fa ad allocarlo, guarda, proviamo a vedere. Va in errore secondo me il 3D. No, ce la sta a fare. 3D test, loading. Eccolo là il 3D test. Vedete queste palline che si muovono qua sopra? Questa io non la posso neanche ingrandire. Ok, sta facendo qua il 2D, il test 2D, qua il test 3D, che sono delle sfere che si muovono, e qua sta facendo il test della CPU e della RAM. Ok? Questo era Burning Test che stressava le macchine in una maniera incredibile e serviva per vedere se erano stabili. Io ve l'ho detto, lanciavo questo Burning Test per almeno 30 minuti, 45, poi dipendeva dalla complessità del PC, da quanti componenti mi avevano fatto aggiungere. Più componenti c'erano e più facevo durare il Burning Test dopo aver assemblato un PC. Una volta mi pare che lo lasciai per 4 ore in test, lasciai un PC acceso 4 ore in test con questo programma, neanche un errore, uno spettacolo. Era un PC dedicato a gaming. Così ho testato anche tutto il raffreddamento, perché in questo momento
tutti i vari componenti stanno lavorando al massimo che possono dare, quindi scaldano al massimo che possono scaldare, quindi si faceva il test anche di tutti. Questo adesso per esempio è silenziosissimo perché c'ha una sola ventola che è quella dell'alimentatore, che con un convogliatore, dopo ve lo faccio vedere, con un convogliatore dall'alimentatore va a raffreddare anche la CPU. Guardate che erano ingegnerizzati benissimo, il VL400 per me è stato uno dei migliori PC che ha fatto l'HP. Guardate che dopo tanti anni, questo è primi anni 2000 pure questo, c'ha 20 anni e ancora funziona perfettamente, l'ho acceso dopo 20 anni, sistema operativo installato, l'hard disk funziona, cioè guardate che non è facile. Qui abbiamo fatto già milioni di operazioni, 16 milioni di operazioni senza nessun errore, 66 mila, quindi 90 miliardi di operazioni senza errore, 1 miliardo di operazioni senza errore, 1 miliardo di operazioni senza errori, vedete? Io adesso questo mi pare che di default faceva un quarto d'ora, io non è che lo voglio tenere un quarto d'ora qui a vedere sto banno in testa, anche perché per vedere se una macchina così al volo funziona basta che non dà errore primo minuto, 2 minuti, stressata così, poi basta vedere pure qui la RAM, quando arriva, perché questo fa diversi test della RAM, ok? Fa il test di scrittura, verifica, lettura, poi lo riscrive un'altra volta con altri dati, la RAM, quindi diciamo nell'arco del tempo che uno gli dà fa diversi test, diversi uno dall'altro, scrive dati diversi uno dall'altro e va a leggere se i dati che sono stati scritti corrispondono a quelli, cioè i dati letti corrispondono a quelli scritti in precedenza. Diciamo un po' l'idea è questa, e poi invece qua sta facendo tutte operazioni matematiche utilizzando l'MMX e l'SSE che sono delle funzioni particolari del Pentium 3 che c'aveva già il Pentium 3, quindi figuriamoci pure il Pentium 4 come correva di più. Però ecco, come vedete il PC funziona perfettamente, 2D, 3D e tutto quanto il resto. Veramente sono rimasto contento perché ci tenevo a questo PC. Ok? Io direi che potrei quasi... aspetto che arriva al 100% qui la RAM, sta a 85%. Una volta che arriva al 100% la RAM non c'ha problemi, perché abbiamo visto che il grosso dei problemi di questo PC è stato trovare 2 RAM compatibili. Però ecco, sta al 90%, tendiamo un attimo, 92%, se non dà errori sulla RAM, no errors, vuol dire che la RAM che ci ho messo è buona e che tutto il PC lavora bene, quindi questo lo teniamo così come sta. Prima di chiuderlo ve lo faccio vedere, come vi ho detto, come è ingegnerizzato, tra l'altro è silenziosissimo. Ma anche perché voi dovete pensare che questi stavano dentro uffici dove ce n'erano, se stavano 6 persone insieme, c'erano 6 PC, se erano rumorosi e poi uno si creava un rumore di fondo che poteva dare parecchio fastidio. Allora, la fase di scrittura è finita, sta facendo la fase di verifica, 4, 6, fa di 2% in 2%, ma io vedo che non c'ha problemi, 8, ecco, ha scritto 36 mega. Ovviamente come macchina purtroppo la limitazione sono i bus, la CPU, la scheda video stessa, quindi molte cose che facciamo adesso con questa macchina non si possono fare. Però le cose di prima, tipo i giochi come ho detto MS-DOS, o installarci pure un emulatore 64 o cose di questo genere, secondo me può essere molto, molto positivo e si può utilizzare per questo scopo. Sta al 18% della verifica della RAM, 20%, io attenderei. Qui la scheda video non ha dato nessun errore né in 3D né in 2D, continua ad andare tranquillamente. Ok, non mi sembra che dà nessun problema. La CPU funziona perfettamente, tra l'altro sta a 797 MHz, sta funzionando adesso, quindi quasi al massimo che può dare, perché questo è un Pentium 3 800. 30% il test della RAM, questi sono test molto approfonditi, però vabbè, io mi reputo soddisfatto. 32%, poi lo farò magari offline. Premiamo stop, vediamo se si stoppano. Si dovrebbero stoppare tutti quanti i test.
vediamo un po'. Tra l'altro io potevo vedere pure il task manager qua, è completamente firmato, ecco, sta chiudendo i test, ok, ha chiuso i test. Volevo vedere il task manager. Allora, task manager, prestazioni, rilanciamolo un attimo solo, voglio vedere le prestazioni come aumentano. CPU 100%, la RAM ovviamente va mano a mano a riempirsi, troppo forte, si riempie progressivamente. La CPU 100% fissa, una cosa incredibile. Memoria fisica, qui cambia ovviamente. Bello, bello, è un bel programma questo qua, ve lo consiglio, scaricatevelo, c'è anche la versione trial, mi pare 10 giorni, all'epoca mi pare che era 30 giorni, ma adesso mi sa che l'hanno diminuita la versione trial. Vabbè, facciamo stop, così la CPU dovrebbe riandare a 0, 95, 48, 38, sta sempre intorno al 40%, c'è sempre qualche cosa che, ecco, ho chiuso proprio Barney in testa. Allora, andiamo a vedere qual è il processo che sta ammazzando la CPU. Niente, task manager, c'è Avast ovviamente, ma Avast qui sarà scaduto. Allora ragazzi, chiudiamo questo qui, così ve lo faccio vedere internamente. Allora, facciamo uscire prima il CD, ok, se non lo scordiamo. Shutdown, arresta il sistema, ok. Io mi vado a rimettere il blocco, appena si è spento, questa teniamo qua, ok, si è spento, stacchiamo. Allora, questo è lo scatto, ok, ho fatto lo scatto. Allora, guardate che spettacolo che è fatta dentro sta macchina. Allora, andiamola ad analizzare. Questo è l'alimentatore, vedete? L'alimentatore ha questo convogliatore che convoglia direttamente sulle alette di raffreddamento della CPU, ok? Questa è la scheda video che ci ho aggiunto io, questa è una scheda USB 2 aggiuntiva, ok? Allora, questo che vedete qui è l'hard disk, questo che vedete qui è il CD-ROM, ok? CD-ROM nero, davanti c'è anche il floppy, eccolo qua. Andiamo a vedere dietro. Dietro questa macchina aveva tutto, perché aveva tastiera e mouse, la parallela, il video, seriale, altra seriale, audio, 2 USB 1 e la scheda di rete. Meglio di questa non la trovavate, ragazzi, all'epoca. Poi pesa una tonnellata, infatti mi sono fatto un braccio come il Rambo. Allora, sì, diciamo che ok, e visto che per quella di sotto ci serve l'alimentatore, andiamo a vedere la terza, che è sempre un VL400. Mamma mia, pure questa pesa, sempre VL400, eccolo qua. Qui c'è tutto tranne la RAM, affan bene, mi devono sempre far diventare matto a me. E ci mettiamo questi qua, c'è l'hard disk, c'è il trasformatore. I condensatori sono perfetti questi, Allora, primo banco di RAM ce l'ho messo, secondo banco di RAM ce l'ho messo, perché qui è staccato l'hard disk, è staccato pure il floppy. Fatemi attaccare tutto, va. Qui è tutto staccato. È
stato levato in malo modo il connettore della corrente del floppy. Ecco, sono riuscito a metterlo perché si erano storti tutti i pin, i 4 pin. Ok, e questo adesso così dovrebbe partire. Allora, andiamo a vedere. Che dite, parte? Un rumore lo sta facendo. Hewlett Packard. Però l'hard disk fa un rumoraccio brutto. 512 MB di RAM, l'ha visti. Pentium 3 800, sempre. Allora. Oh, però l'hard disk l'ha visto. Vabbè. PF1 avuto. Bisogna cambiare tutte queste batterie tampone. Che te sta a caricare? Linux. Boh, questo era disegnato per Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT Workstation 4.0. Carica. Non so che cosa sta caricando, ma non carica, non carica, non carica. Allora, secondo me non sta caricando niente. Allora, era PF8 boot. Vediamo se parte dal CD. Io ho detto parti da CD e partito da hard disk. Ma guarda che... Ah, starting Windows 2000. Capirai. Windows 2000 Professional. Capirai. Windows 2000 Professional. Vabbè, pure questo ha fatto la storia, ragazzi. Windows 2000 Professional da noi è durato tanti anni, tanto tempo, mamma mia. Partivano tutti così i PC. E vabbè. È venuto subito dopo Windows 98. Noi siamo passati senza passare a Millennium direttamente a Windows 2000 Professional, anche perché questo, avendo una base del kernel di Windows NT, supportava le sicurezze, supportava il file system NTFS, diciamo c'aveva tante cose in più rispetto a Windows 98. Allora, vediamo se mi chiede una password. Qua io non la so, quindi dobbiamo per forza partire da CD e andare a craccare questa password. Mamma mia come erano lenti sti hard disk di una volta, guarda, una cosa lentissima proprio in avvio del sistema operativo. Applying policy. Mamma mia, noi ce lavoravamo con sta roba, ragazzi, eppure pesantemente, perché si facevano lavori pure pesanti con queste macchine qua. E adesso ci sembrano lenti sti i7, i9 con 16 giga di RAM. Ma quanto è lento sto PC, ma quanto è lento. Quant'è di diretta? 1 ora e 8, dai, ci abbiamo ancora.
che ora è? Mezzogiorno e 55, altri 10 minuti, un quarto d'ora. Ecco. Administrator, vediamo se parte così senza password. Difficile. Administrator, no. No, allora io direi che faccio proprio uno shutdown, tanto è inutile. Allora riavvia, ok, vado nel BIOS e glielo dico proprio da BIOS, deve partire direttamente da CD. Windows is shutting down. Mi sa che questo sotto, allora, visto che non c'ha neanche l'alimentatore, magari mi ci smonto la scheda madre, perché quella può servire come scheda madre di riserva per questi qua. E già, scorreva lento è vero, è verissimo. Il tempo scorreva lento e inesorabile. Allora, entering setup, e mi vuoi far entrare dentro questo setup? Allora, 256 KB di cache. Oh, Pentium 3 800 EB 520 A, plug and play OS, ID device, io voglio vedere boot. Allora, boot device priority, io removabile non mi interessa, voglio che parta subito con questo. Poi tra l'altro, visto che mi dà errore il floppy, dove sta il floppy? Allora, integrate 2 USB, ok, flexibile disk drive, legacy dischetti A disabled, a parte che io l'ho riattaccato, quindi 1,44, quindi vediamo mo se riusciamo a far partire sto DigiWiz, ecco, sembra che sta partendo. Amb limit, flessibile disk error. Allora F4 validate changes, poi si riavvia, così non mi rompe più le scatole con queste flessibile disk error. Devo disabilitare sto test dalla RAM, se no ogni volta si mette a fare 2000 test. Vogliamo partire a sto CD, sì o no? Che sento che gira e poi si ferma. Ok, CD-ROM c'è. E niente, riparte da hard disk. Guarda che è una cosa incredibile. Ora io lo disabilito, la partenza da hard disk, la disabilito e via. Guarda che è una cosa incredibile. Da hard disk non devi partire. 1995-99 Hewlett Packard, il copyright. 1995-1999, ragazzi, che ricordi. Allora, boot device priority, hard drive no, hard drive meno, ma non lo posso levare proprio, no. Atavi CD-ROM. No, qua poi non me lo riconosce più. Legacy floppy driver. Fammi levare il test della RAM. Dove si levava? Plug and play, memory all, USB, cache, IDE, video, integrated, PCI, CPU, microcode update, no? Non mi ricordo come si disabilitava il test della RAM. O non lo legge il CD questo, perché sento che gira, però
niente, non ci prova neanche. Ah, questo è l'avvio via rete. Non vedi che spettacolo? Quella che avete visto adesso è l'avvio via rete. Riparte un'altra volta dall'hard disk. Ma non lo posso neanche bloccare. Secondo me è perché sto lettore CD non legge e cosa. Quindi noi aspettiamo un attimo che fa l'avvio e ci mettiamo un altro lettore CD al volo. Questo che caspita era, mettiamocene un altro 52 per Master Slave, com'è? Slave Master, mettiamolo Master, va. Tanto sta da solo sulla catena. Master. Ok. Già ci ha messo di meno, ad avviarsi. Poi vediamo. Allora, nel caso quell'altro facciamo il tear down, così ce ne abbiamo un altro da buttare. E questi due me li tengo tutti e due. Quello di prima con ICE-XP, che è uno spettacolo. Usavo il 1200 in quel periodo, primo portatile 2004, Pentium 4 Acer portatile che ancora va. Lo so, ancora vanno ste macchine, Shutdown, ok. Il bello che ancora, ma pure questi hard disk, io non riesco a capire, perché io ho tanti hard disk che l'ho lasciati fermi, uno addirittura era nuovo, era un MyBook, tra l'altro sto utilizzando adesso il contenuto perché è tutto smontato, c'ho lì tutto il fuori, lo sto utilizzando come removibile USB. Un MyBook da 1 tera che è rimasto fermo imballato perché l'avevo comprato, poi l'idea che avevo per quell'hard disk andò per le lunghe, non l'ho usato più. Quando lo sono andato ad aprire a sballare tipo 6 anni dopo, non funzionava quell'hard disk assolutamente. Si è scranganato l'hard disk, però l'interfaccia funziona bene. Certo che avevo pagato all'epoca di 1 tera 100 euro un hard disk che poi effettivamente non ho mai usato, l'interfaccia costava 10 euro, 15 euro. Comunque è vero pure che ho tutte le plastiche, quindi adesso appena ho la possibilità ci metto un bel hard disk da 5 tera e con l'hard disk da 5 tera poi richiudo il MyBook e me lo riutilizzo come anche se quello è USB 2, quindi allora adesso andiamo subito con F8. Qui facciamo così, LG CD-ROM, pure questo vedi gira. Ma non vorrei che non lo fa il boot per qualche altro motivo. Ok, Atapi CD-ROM. Oh, mini PIE, oh perfetto. Quindi era che non leggeva, ora semmai lo cambio proprio questo lettore CD e ci lascio questa LG, così va meglio. E adesso andiamo a vedere come craccare la password. Chiara, guarda che tra poco comincerò a cucinare, appena finita la live, 10 minuti cucino. No, c'è mia figlia che va per casa, non è che... E quindi... Finiamo di fare questa cosa qui, poi chiudiamo la live. Sì, poi vediamo cosa fare. Sì. Allora, andiamo avanti. Io mi sono scordato che qui c'ho qui aperto. Ok. Perfetto. Lasciamolo così. Mazza, per essere 52 per max è bello lento sto lettore CD, abbiamo visto che con altri lettori ci metteva molto di meno, però carica. Sentite come fa la testina avanti e indietro con tutto che... Allora, dovete sapere, allora, parliamo un po' del defrag, dell'ottimizzazione dei file su hard disk,
del Random Access Memory. Che cosa significa? Intanto qui abbiamo compare il logo Windows Mini PE Edition di DigiWiz. Quindi mentre questo carica noi ne approfittiamo, facciamo 4 chiacchiere. Allora, gli hard disk utilizzano una scrittura pseudosequenziale, chiamiamola così, randomica, cioè i dati vengono scritti nei primi settori liberi disponibili. Ok? Quindi diciamo che un file inizia ad essere scritto sequenzialmente, poi magari c'è un altro, i dati di un altro file, quindi viene saltato quel pezzo e viene scritto successivo, poi c'è un altro dati di un altro file, viene risaltato, e quindi diciamo che è quasi randomica alla fine. La scrittura di un file può stare ovunque in un hard disk. Ok? Allora, il defrag, pensiamo che qui dentro c'è un disco rotondo, ok, qui c'è un disco rotondo. Allora, i dati quindi vengono scritti, iniziano sequenzialmente, poi ci sono altre informazioni di altri file e quindi abbiamo detto passa avanti la testina e scrive in modalità successiva. Con il defrag che cosa andiamo a fare noi? Andiamo a fare in modo che tutti i file siano sequenziali, quindi un programma di defrag che fa? Comincia, legge un file e lo scrive da qualche parte dove c'è abbastanza spazio sequenzialmente, andando a liberare tutti i settori, le tracce che occupava prima. Quindi si liberano settori sempre in punti diversi del disco, quindi poi va a scrivere, prende un altro file e lo scrive se tutto sequenziale magari alla fine del disco, e si liberano altri spazi da qualche parte. Poi trova un file più piccolo, vede che c'entra negli spazi che si sono liberati e allora lo va a scrivere sequenziale, diciamo, nello spazio che si è liberato, quindi tutto sequenziale. Quindi perché richiede tanto tempo? Perché questa operazione viene fatta per ogni singolo file, e quanti più file si hanno nell'hard disk, quanto più lento è il defrag totale dell'hard disk. Questa operazione si poteva fare anche per i CD-ROM prima di masterizzarli. Quando uno aveva diciamo tanti file, li doveva masterizzare poi su un CD, c'erano dei programmi che facevano l'ottimizzazione di questi file. Che significa che di questi file veniva fatta una specie di file immagine ISO, che non era una vera e propria ISO. Andiamo a vedere qui, intanto si è caricato tutto, sì. Non era una vera e propria ISO, ma era una ISO ottimizzata, cioè andando a scrivere i file sul CD, prendendoli da quella ISO, erano tutti sequenziali e quindi ogni file occupava un determinato spazio, perché altrimenti, come facevamo tutti quanti, che mettevamo tutti i file in una cartella e poi masterizzavamo direttamente, c'era il rischio anche che, nonostante che la scrittura del masterizzatore utilizzasse una scrittura costante, diciamo sequenziale, cioè i dati dovevano arrivare con una certa costanza al masterizzatore e poi al laser per essere scritti, nonostante questo ci potevano essere dei file che andavano scritti più avanti, dei file più indietro, e quindi si creava quell'effetto che si sentiva pure adesso del laser che va avanti e indietro. Però mentre dentro un hard disk i piatti girano a 7200 giri in media, lì il CD non gira così veloce e quindi si rallenta tutto, ci mette più tempo. Allora andiamo a vedere nei programmi. Io voglio vedere password, c'era password, system backup no, data recovery, registry tools, no, questo qua soltanto è system tools, password renew. Andiamo a vedere questo password renew. Io utilizzavo Iren per creare la password. Allora, please select target directory. Allora noi andiamo su C, Windows, ok, che si chiamava WinNT. Allora, this tool comes with a no warranty, application, ok. Renew existing password, administrator, new password, ci mettiamo MC. Vediamo un po' che altri utenti c'erano. West e Share, vabbè. Beh, poi come si fa? Renew existing password.
io faccio create admin con password mc, però non riesco a capire. By pressing null administrator password civil nt yes successfully done. By pressing null administrator password renew will directly access to some and make modification. Ok, dovrebbe già aver fatto così tutto, basta. Allora etcd then reboot. Ok, andiamo a vedere. Adesso dovrebbe essere la password di amministratore, dovrebbe essere bianca, cioè senza password. Allora ESC Namo, se no ci mettiamo 6 anni. Ok, no, belli sti VL400, belli. Ci devo cambiare queste batterie tampone. Quanto ci ho lavorato con questi VL400, ci installavo pure Windows NT Server sopra. Quante cose ho fatto vabbè, questo tocca disabilità, sto butte via rete che rompe le scatole, si porta via un sacco di tempo. Ma tanto il BIOS una volta che sta qua la corrente si resetta perché non c'è la batteria. Quindi bello, sta LG52 per Max, legge solo i CD ed non è neanche masterizzatore. Pure io ho detto devo fare diverse live, mi metto lì, chiacchiero e parliamo un po' di tutto ciò che compone un PC, dell'evoluzione che c'è stata, perché noi pensiamo che sia tutto facile, che sia tutto mentre invece già per esempio i CD, noi siamo partiti dai lettori CD, lettori e masterizzatori CD, lettori masterizzatori CD e masterizzatori dei CD riscrivibili, cioè abbiamo fatto le passi, le RAM siamo passati dalle zip RAM, che mi pare che ce l'ho qua da qualche parte, eccole qua, dalle zip RAM che stanno qua dentro, io ce n'ho soltanto queste, le zip RAM, siamo arrivati ai DDR5, DDR6, là non so a che siamo arrivati. E le RAM, e i processori pure c'è tantissimo da dire, le schede madre, i socket delle CPU, c'è tantissimo da dire su qualsiasi cosa. Vediamo un po' se fa l'ingresso. Sì, ha funzionato. Vabbè, date ora sbagliati. Ha funzionato perfettamente. Abbiamo craccato la password di amministratore con DigiWiz e quindi sono riuscito ad entrare tranquillamente, come vedete, come amministratore locale, senza colpo ferire, partendo con un CD, perché la password qua veramente non me la ricordavo. Eccolo qui, sta partendo, è comparso il menu start, lo vedete, anche se non riuscite a distinguere le icone, però questo è il menu avvio, però sta ancora caricando, chissà da quanto tempo non veniva avviato questo PC. Allora, programmi, Windows 2000 Professional, qui c'è sta un compilatore Java, decompilatore Java, c'è Office, questo sarà Office 2000, vado a pensare. Proviamo a lanciare Word, sta ancora caricando il sistema operativo. Oh, c'è Norton Antivirus qua, c'è WinZip, quanti ricordi, mo lo sto stressando l'hard disk, sono infame. Word 2000, vedete? Questo è Word 2000, famiglia di Microsoft Office. Eccolo. Troppo forte, guardate, troppo forte. Dopo faccio una foto pure a questo, perché sono tutte cose storiche queste. Questo è Microsoft Office. Guardate che roba. A me ha fatto la storia queste cose, Perciò le faccio insieme a voi, mi fa piacere. Ok? Allora, sono le 13:15, dai che... Buongiorno Willy, siamo in chiusura della live, sto stressando un attimo questo PC VL400, processore Pentium 3 800 IB, c'ha 512 MB di RAM, c'è Windows 2000 Professional installato sopra, abbiamo appena craccato la password di amministratore locale con DigiWiz e MiniPie, abbiamo craccato proprio la password di amministratore locale tranquillamente. Io adesso voglio chiudere Word, vedete
desktop completamente vuoto, 3 iconcine qui, tra cui c'è questa di Outlook che all'epoca veniva usato tantissimo, io ancora adesso lo uso tantissimo Outlook, però come vi ho detto voglio fare una foto all'avvio di Windows 2000, di Office 2000, e quindi lancio Word 2000 un'altra volta, anche se mo adesso ci mette pochissimo, allora lancio PowerPoint 2000, che me ne frega. Allora, Programs, PowerPoint, ecco, forse l'ho preso, andiamo a vedere, sì, l'ho preso, si può lavorare, sì, PowerPoint 2000, ma sì, ma comunque adesso una volta che ha caricato è velocissimo a caricare i programmi, vediamo Excel, guardate, mo faccio pure una foto Excel, sempre se ce la faccio, perché è velocissimo questo a fare il caricamento. Excel, la miseria, ce l'ho fatta, sì, no, pensa un po', è stato più veloce di me di fargli una foto, è comparso un coso bianco. Vabbè che si trovano le foto già fatte pure di Excel 2000, però volevo fare proprio quella di questo. O faccio un video, sì, facciamo una cosa, va, clicco qui, eccolo qua, però questo non mi piace, a me piaceva l'avvio. Ecco, Outlook 2000 l'ho preso, vabbè dai, ho preso Outlook, ho preso quell'altro, PowerPoint, basta così. Allora, mi sa che questo non c'è bisogno neanche del defrag per quanto è veloce. Allora, c'è un disco da 10 giga, ragazzi, qui tutto quanto quello che vedete, 10 giga di disco. Vedete, 10 giga, occupati 4 giga, liberi 5 giga. Adesso non legge neanche più, e calcolate che io l'ho ammazzato parecchio mettendoci 512 di RAM, perché i 512 si va a prendere un pagine file da 512, quindi mezzo giga e solo il pagine file qua. Sistema, mi piace che si chiami sempre sistema il disco C, compact disc va bene, tanto qui dentro non c'è nulla, ok, manca il drive A, non ho capito perché, ma dopo lo controllerò. E comunque qui abbiamo Windows 2000. Ok, io direi che questo lo posso pure spegnere, anzi lasciamolo acceso, vediamo un po' se c'è uno sfondo con scritto Windows 2000, così lo lasciamo acceso. Sì, questo qui, va, guardate che bello che era questo sfondo. Lo sfondo di Windows 2000, va bene. Allora, quell'altro bisogna fare diciamo il teardown, vogliamo farlo quant'è? Un'ora e 31, proviamoci, va, proviamo a fare il teardown di quell'altro PC, va, shutdown, ok, vediamo, quell'altro facciamo proprio il teardown, non ci serve proprio quell'altro PC, dai. Allora, teardown dell'altro PC, appena questo si spegne, teardown dell'altro PC. Allora, questo per adesso ci rimetto il lettore CD suo. Allora, tanto me lo ricordo che va sostituito, ma mi sa che ci metto quello slot in qua. Vediamo, perché devo vedere che fine faranno questi PC. Ok. Voglio però fare un'ultima prova di questo qui prima di fare il teardown. Vado ad attaccare questo, ok, stacchiamo tutto il resto, stacchiamo questo, facciamo una prova. Prima di smontare tutto, anche se qui tanto manca pure il raffreddatore, quindi
bisogna andare a raffreddare la CPU con una ventola aggiuntiva, diventa tutto un accrocco questo. Allora, non voglio attaccarci nulla, voglio solo vedere se si accende. Vedendo quegli altri, se è acceso adesso gira pure la ventola, gira quest'altra ventola, gira tutto. Fa dei bip strani. No. No. Tear down super veloce, velocissimo tear down. Ok, leviamo questo. Tear down super veloce, vi faccio vedere. Allora, così si leva il frontalino. Ok? Tutto a incastro anche questo. Guardate, allora stacchiamo cavi, cavetti e via. Allora, questo pure tutta incastro, vedete qui c'è una slitta, eccola qui, questo è uno slot in spettacolare, questo è il Pioneer slot in, è qualcosa di spettacolare questo lettore CD. Ok, poi press, qui stacchiamo drive, stacchiamo tutto, press, si leva lo scatolotto, questo è il castelletto lo chiamavamo, perché qui c'è l'hard disk e il drive, vedete? Questo è il dietro, questo è il davanti, floppy drive e hard disk, l'hard disk IDE. Ok, questo si smonta tutto così, via, già smontato, togliamo sta ventola, via, se la teniamo, manna qui, ok, cavi, cavetti, RAM, stacco tutto, la RAM, la scheda madre, siccome è vero che non parte, ma perché secondo me non c'ha il suo alimentatore, perché questo l'alimentatore era particolare. Vi faccio vedere pure, questo è l'interruttore anti-intrusione, questo rilevava e salvava e faceva comparire appena acceso il PC che qualcuno aveva aperto e quindi che era stato manomesso. Ok, tear down super veloce, tear down in tempo reale, cavetto sempre, scheda audio del PC analogico. Questo leviamo su tutti i ledini, non ce ne frega niente, così buttiamo pure questo. Manca da levare la scheda madre, ho detto me la voglio ottenere. Vide 1, vide 2, ok, vide 3, vide 4, vide 5, vide 6, ok, perfetto, manca solo questa che non si è svitata benissimo. Ok, non mi rivedo pure tutte queste vitarelle che sono cascate. Allora andiamo a vedere come era fatta la scheda madre. Questa è la scheda madre del VL400 HP Vectra. Allora, questo è il raffreddatore della CPU, abbiamo visto che c'era tutto un convogliatore che prendeva l'aria dalla ventola di raffreddamento del trasformatore e dell'alimentatore e la faceva passare anche dentro queste alette che si raffreddavano, datosi che questi processori non scaldavano eccessivamente, questa era più che sufficiente. Abbiamo due slot per le RAM SDR 100-133 MHz, slot AGP 1 per, questo è il vecchio AGP, questi sono gli slot PCI, di cui uno è PCI espanso ma non è a 64 bit, comunque è un PCI normale, soltanto che è espanso. Questo è il connettore del power della scheda madre, due connettori IDE e il connettore floppy. Ok, dietro avevamo parallela, VGA e seriale, questa è la seriale,
mouse e tastiera, e tutto di qua c'abbiamo la scheda di rete e 2 USB. Cioè, questa semplicissima scheda, il chipset è questo qua della Intel, non c'è bisogno neanche della lettera di raffreddamento. Quindi questa era la cosa più semplice che poteva essere fatta. Cioè, se si rompeva la scheda madre, avete visto, io ho svitato 5 viti, in un attimo l'ho levata. Ripeto, per le grandi case di computer, una cosa basilare era la sostituzione in tempo reale dei componenti che si andavano a rompere. Ok? Quindi adesso mi sono andato a prendere questi viti, non so se ce n'è qualcun'altra, non mi pare. Quindi qui questo è tutto ammacchiato come il coperchio, era messo peggio di tutti, mi pare. Ora dopo andiamo a vedere, vabbè. Questo si metteva così, manca ancora il frontalino. E mettiamoci il frontalino, va. Guardate il frontalino pure come era studiato, frontalino di plastica con tutti i connettori che andavano, queste sono tutte linguette, queste andavano inserite sotto al case e questo si incastrava sopra al case. Ok? Semplicemente facendo così. Ecco. Tac, messo il frontalino, tutto a scatto, tutto tempo zero. Qui adesso non ci va perché ho messo male questo castelletto, no? Allora, perché questo è tutto bombato, è tutto rovinato sto coperchio. Ecco perché non ci va, è tutto storto. Ecco, sì, questo lasciamolo così e lo leviamo. Qui c'è scritto, tra l'altro adesso una cosa che mi servirà, farò la foto, disegnato per Windows 2000 Professional e Windows 98. Bello, bello. Allora, fatto pure il teardown di quel PC, se ne va al cinema, quello là, via. Buttiamo un sacco di roba, perché è tutta roba inutile, quindi anche quello butteremo. Oggi abbiamo fatto 1 ora e 40 di live, wow, tantissimo ragazzi. Sì, sui vecchi PC tutto era semplice, ma anche su quelli nuovi, preso un'altra zanzara al volo. È pieno di zanzare qui a Roma, non so da voi. Allora, grazie per avermi visto in chiusura di diretta, vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella qualora lo riteniate opportuno, perché è l'unico modo per sapere quando io farò delle live. Io vado in live alle ore più disparate e ai giorni più disparati, non sono costanti assolutamente, quindi la campanella è l'unico modo che avete per sapere quando io sarò in live. Vi invito, se siete patiti di retro computing, a iscrivervi al canale t.me/amicaita, un canale Telegram dove siamo tanti amici e si parla prettamente di Amiga, ma non solo di Amiga, Commodore. Andate a visitare i miei siti www.classe74.it, dove troverete tanti oggetti ordinati per categorie che verranno poi acquistati su Amazon. Da questo classe74.it potrete accedere tranquillamente a starwarsstore.it, dedicato al mondo di Star Wars, alla galassia lontana lontana, a legolando.it, che è un altro sito dedicato interamente ai Lego, e a renijstore.it, dove troverete tutto quanto riguardante la musica, amplificatori, casse passive, casse attive, passive, accessori per le dirette, giradischi, addirittura mangiacassette che adesso stanno tornando di moda, mobiletti per il computer o per tutto il vostro sistema di intrattenimento, quindi anche PlayStation o chi più ne ha più ne metta. Io ho la Wii, insomma dei mobiletti stile anni 90, però dove ci si possono mettere insomma diverse cose di intrattenimento videoludico. Quindi detto questo, io vi ringrazio, sono le 13:29 di questo 24 giugno 2022, vi ringrazio di essere stati con me, vi lascio con la sigla di chiusura e vi do appuntamento alla prossima live, sempre in mia compagnia. Un saluto da Reni Retro, grazie a tutti.